Semaforo verde, parte F Motori, ben ritrovati da Marco Angileri in questa nuova puntata del magazine di Telefriuli dedicato al motorsport. Avremo ospiti nella prima parte Alessandro Lusso, pilota rally, assieme al navigatore Angelo Mirolo, mentre nella seconda parte, in collegamento da Trieste, assieme a noi avremo Maurizio De Marco, organizzatore della Mittel European Race. Questa sera si parla di rally, un saluto a Angelo Mirolo, navigatore, da Alessandro Lusso, pilota rally, ben trovati a F Motori. Grazie, buonasera a tutti. Allora Alessandro, partiamo dal più giovane mi sembra, no? Torniamo indietro al Valli del Tevere, rally che tu hai affrontato tra l'altro per la seconda volta consecutiva. Lo scorso anno mi sembra è stato proprio l'esordio nei rally su terra per te. Com'è andata quest'anno? È stata una gara molto particolare perché abbiamo trovato delle condizioni molto difficili, ha nevicato, poi misto pioggia, è uscito un po' di sole. La gara era stata affrontata come un allenamento per prepararci in vista un po' dei programmi della stagione in corso. È andata molto bene, insomma, ho fatto l'esordio con Angelo che mi ha dato un grande supporto soprattutto su questo fondo che io conosco veramente poco e mi sono divertito tantissimo. Diciamo che il fondo sterrato Angelo Miro lo conosce sotto tanti aspetti, quello del rally classico ma anche quello del cross country rally, cambia tutto, cambia la navigazione, però ti vedo sempre sul pezzo, è vero? Beh sì, come dici tu, insomma, sono ambienti molto diversi ma allo stesso tempo il filo conduttore è lo stesso, quindi l'esperienza, il bagaglio, l'esperienza fatta nel tempo aiuta. La Terra è un mondo molto affascinante, a me piace particolarmente. Anche se poi per voi la stagione cambierà perché tornerete sull'asfalto classico. Alessandro. Sì, diciamo che io ho maturato un pochettino di più esperienza sull'asfalto. La stagione che ho fatto nel 2021 mi ha dato la possibilità di conoscere un po' meglio la 208, di migliorare il passo gara, e ho deciso di mettermi in gioco in un trofeo che, diciamo, mi dà la possibilità di confrontarmi un po' con gli avversari non solo locali ma provenienti un po' da tutta Italia. Faremo il trofeo IRC in cui parteciperemo a 4 gare, tutte su asfalto, tutte gare inedite, quindi sarà molto importante per me riuscire a trovare la tecnica giusta, soprattutto nella scrittura delle note, l'approccio insomma alla gara in maniera, diciamo, giusta e soprattutto con l'obiettivo di fare esperienza. Angelo, IRC certamente un campionato impegnativo, lo scorso anno lo ricordiamo e ne faceva parte anche il Rally Piancavallo, possibilità, come diceva un attimo fa anche Alessandro, di mettersi a confronto poi con delle classi numerose. Per voi mi sembra R2B, la vettura al Peugeot, perciò lì troverete tanta concorrenza, tanti riferimenti. Beh, sicuramente la concorrenza è molto agguerrita, ci sono dei talenti dai quali prendere poi dei riferimenti e quindi confrontarsi. E la speranza appunto è quella di riuscire a trovare un ritmo gara e di fare tanta esperienza. Sicuramente il confronto è un confronto importante, ci sono dei piloti veramente forti. Senti, Angelo, come l'hai trovata la vettura, la 208 R2B, una vettura di nuova generazione, tu che hai vissuto anche altri periodi nei rally con vetture diverse? Sì, io avevo già corso con 208, con Alessandro Uliana, avevamo fatto una gara, era una macchina comunque permette con dei costi contenuti di utilizzare una macchina comunque professionale, quindi devi starci un po' sopra e devi iniziare a capirla, ha dei grandissimi potenziali, anche appunto, con dei costi che nel tempo possono essere anche contenuti.
rispetto ad altre autovetture, questo è il suo punto di forza. Alessandro, però si volta... Puoi fare il tuo anche nell'assoluta, anche con una macchina relativamente piccola. Alessandro si volta pagina, perché dopo la gara Rally Valli del Tevere su terra cambia totalmente, anche perché la vettura ovviamente avrà un assetto totalmente diverso. I riferimenti che hai avuto fino adesso dovrai praticamente dimenticarli. Allora, prima gara dell'IRC Cup Pirelli, quale sarà? Sarà il Trofeo Maremma il 2-3 aprile con quartier generale a Follonica, e si correrà nelle valli, diciamo, limitrofe a Follonica. Perciò manca poco, dopo tutto, per iniziare questa nuova avventura. Sì, assolutamente. Speriamo di riuscire a partecipare a un test che verrà organizzato dalla Carnia Pistons nelle giornate, diciamo, limitrofe alla gara, per riuscire a prendere un po' di feeling insieme su asfalto, che cambiano sicuramente i ritmi e i riferimenti, e anche, diciamo, fare un attimo di chilometri sulla macchina per capire se gli assetti possono essere corretti in funzione poi anche al meteo che riusciremo a ipotizzare di trovare. Sì, hai parlato un attimo fa di test che verranno organizzati, non so se Matteo Bearzi, Carnia Pistons, ha confermato o meno, stanno un po' tirando le file di quelli che potrebbero essere i partecipanti, mi sembra attorno alla fine del mese, perciò sicuramente qualche giorno prima del vostro esordio nell'IRC andrebbe in maniera perfetta per poter testare la 208 su asfalto. Sì, assolutamente, difatti l'iniziativa proposta da Matteo sarebbe proprio utile per noi, per riuscire a prendere, diciamo, il ritmo gara, ma soprattutto anche in vista poi dell'appuntamento di Coppa Italia, che gran parte, insomma, dei nostri colleghi regionali andranno a affrontare per aprire la stagione, quindi è una buona opportunità. Angelo, al Rally Valli del Tevere avete trovato neve, avete trovato anche sprazzi di sole, un po' di tutto, pioggia, direi, possiamo dire quasi un rally di altri tempi, quando effettivamente bisognava faticare e c'era un continuo cambio meteo che metteva in difficoltà navigatore e pilota. Sì, è stata una gara veramente particolare, abbiamo trovato di tutto, è stata una vera gara, anche perché poi le prove, benché due da ripetersi, anzi tre perché c'è la prova serale, erano anche molto diverse. La Cervaiolo, che è una prova molto conosciuta, era tutta in salita, con neve, fango, problemi di grip in trazione, mentre la battaglia dei ghiari era una prova molto veloce, piatta, che ricordava un po' anche le nostre zone, quindi un rally variegato e una bella palestra, insomma, come seconda gara su terra. Senti, ma Alessandro, come mai per 2 anni di seguito hai voluto scegliere proprio la gara così su terra, che di inizio stagione, sei restato colpito dalla prima edizione, come mai? Sì, innanzitutto la prima edizione è stata per me l'esordio, quindi mi ha, diciamo, un po' introdotto a questo fondo che è utilissimo per riuscire a imparare a capire dov'è il limite della vettura, soprattutto sulla tenuta laterale, sugli inserimenti, e poi quando si trovano delle condizioni magari di poca stabilità o di poca tenuta su asfalto, avendo fatto un po' di terra si riesce ad essere un pochettino più, diciamo, più sciolti, meno timorosi. La zona è molto bella perché le prove, diciamo che, come diceva Angelo, sono molto diverse e ci danno la possibilità di provare differenti fondi. Gli Sterrato, Cervaiolo, una prova praticamente in salita, dove c'è della terra che, fatto il primo passaggio, diventa terra molto, molto mossa, e quindi, come diceva Angelo, ci sono problemi di trazione e si ha una tipologia di guida. Invece la prova di Battaglia di Anghiari presenta un fondo un pochettino più consolidato, e quindi, essendo molto veloce, bisogna adottare delle tecniche di guida leggermente diverse.
Angelo, però questa per te è una parentesi. Mi sembra che non finisce qua la tua avventura nel cross country Rally Bahias. No, infatti sta partendo anche questa stagione, ci sono delle gare importanti all'orizzonte, correremo in Europa, poi correremo qui l'Italian Bahia a Pordenone, e quindi la prima sarà in Spagna, dove non abbiamo mai corso, poi torneremo in Italia e Ungheria, e quindi poi vediamo come proseguire, se proseguire. Beh, certamente a luglio immancabile la gara di casa per voi, chiaramente parlando di cross country Rally Bahias con l'Italian Bahia, che immagino sia una di quelle gare dove volete sicuramente fare bene, poi ci sarà l'impegno nel campionato europeo. Beh, la gara di casa ha sempre il suo fascino, ma al di là che di casa, quindi si corre, c'è la vicinanza degli amici, della famiglia, ma è una gara che a me piace anche molto. I greti del tagliamento del Meduna hanno il loro fascino ed è una gara per nulla scontata, è una gara molto 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 impegnativa, e quindi arrivarci, finirla è sempre un ottimo risultato. Alessandro, si correrà però l'IRCK anche nel Triveneto, perciò una scappata per i tifosi tuoi per venirti a trovare ci sarà, immagino, l'opportunità. Sì, l'ultimo appuntamento dell'IRC è previsto a Bassano del Grappa, tra l'altro la gara col coefficiente più alto. E diciamo che sarà in un periodo un pochettino particolare, perché a fine ottobre potrebbe esserci la possibilità di trovare condizioni ottimali, come magari condizioni un pochettino più difficili. E per i tifosi magari venire a vederci se c'è brutto tempo è più impegnativo, ma sicuramente ci saranno perché abbiamo un buon seguito. Grazie ragazzi, andiamo a salutare Angelo Mirolo, navigatore in questo caso di Alessandro Russo, ma anche navigatore nel cross country rally, ne sa qualcosa Andrea Tomasini, che chiaramente lo accompagnerà nelle gare in campo europeo. Poi l'IRC al fianco di Alessandro Russo hanno già iniziato l'affiattamento, anche se la gara era su terra, il Rally Valli del Tevere, è andata bene ed ora un in bocca al lupo ovviamente per la vostra stagione. Grazie mille e vi aspettiamo una gara. Buonasera, collegato con noi da Trieste c'è Maurizio De Marco, organizzatore della Mitteleuropean Race. Buona serata. Buona serata a voi e grazie dell'invito. Allora Maurizio, ormai ci siamo perché manca poco, relativamente poco, a quello che sarà un evento che ritorna soprattutto un gran bel vedere, perché rivedremo ancora in Friuli Venezia Giulia dei gioielli che tu porterai con la tua competizione. Assolutamente sì, quest'anno la manifestazione, pur sempre partendo da Piazza Unità d'Italia di Trieste, ma si svolgerà moltissimo nella provincia di Udine. Abbiamo avuto un contatto con l'amministrazione comunale di Udine, che faremo l'arrivo per un controllo orario su al castello di Udine con una sosta che durerà circa un'ora, dove il pubblico potrà vedere tutte le vetture che saranno presenti. Quest'anno abbiamo già dei buoni iscritti per quanto riguarda la qualità delle vetture, perché noi non puntiamo tanto alla quantità ma alla qualità delle vetture, e questo per noi è assolutamente fondamentale. E ti faccio solo un esempio: si è iscritto un lussemburghese di origini di Fagagna con una Bugatti T51, che è veramente un pezzo veramente straordinario. Può essere che si sia già visto a Trieste dintorni una vettura del genere o no? Perché no, una 51 no. È una proprio, 51 è la ecco, versione per dare più potente. un'idea, perché molto spesso, sai, agli amici a casa, queste sono vetture che costano milioni di euro, immagino. Sì, assolutamente sì. E la 51 no, abbiamo avuto delle 35, delle 37 e delle 40, ma del 51 mai. È una versione sportiva con una potenza veramente
esagerata addirittura per l'epoca, perché aveva 160 cavalli e una cilindrata di 2400, mi pare, 2004 se non ricordo male, un 8 cilindri, è una vettura veramente posso dire un siluro, io la chiamo un siluro. E comunque, ti ripeto, quello che sarà molto 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 bello sarà su in Castello di Udine, e poi facciamo tutto un percorso che andremo a Colloredo di Montalbano, a Fagagna, dove faremo delle prove in piazza, proprio dove si fa la corsa degli asini, praticamente delle prove cronometrate, che sono, come tu sai, non sono prove di velocità, ma sono prove di precisione, quindi le medie sono molto basse, anche perché teniamo presente che le macchine sono tutte macchine anteguerra, quindi con problemi oltre che di potenza di motore, ma problemi anche di freni, di frizione, di tutto quanto. Quindi le medie sono basse, però facciamo 3 prove cronometrate in piazza per poi andare a Rive d'Arcano, al castello di Rive d'Arcano, e fino a San Daniele del Friuli, dove faremo anche la visita a un prosciuttificio. Diciamo che le componenti ci sono tutte, perché la partenza è così da Piazza Unità d'Italia, che è veramente una cartellina fantastica, poi ci si sposta un po' sia nella capitale del Friuli, Udine, e la zona collinare. Direi che per i partecipanti tu hai voluto regalare un qualcosa in più, lo hai spiegato un attimo fa, punti molto sulla qualità delle vetture che arriveranno nella tua competizione. Questo vuol dire dover per forza regalare delle emozioni particolari con un paesaggio, con un percorso molto particolare, come ci hai appunto narrato un attimo fa. Sì, noi faremo anche, per esempio, che voi sicuramente conoscete, la strada dei 420, che dietro come si chiama? No, adesso non mi ricordo esattamente, però arriviamo fino al Casal di Cianor, che è un agriturismo molto conosciuto, e poi faremo anche un passaggio davanti all'oasi di ripopolamento della Cicogna di Fagagna, l'oasi del Quadris. Poi da San Daniele, per ritornare verso Trieste, ci fermeremo a Percoto, a Borgo Nonino, dove avremo un altro controllo orario. Anche questa è un'azienda top del Friuli Venezia Giulia, che non occorre io che stia a decantarla, perché certamente è uno degli orgogli del Friuli, e esportato, diciamo, con le grappe che si fanno conoscere un po' in tutto il mondo. Diamo un po' un'indicazione di quelle che saranno, a tuo avviso, le vetture schierate. Abbiamo parlato prima di una Bugatti che sarà sicuramente uno dei gioielli, ma ci sarà tanto altro. Sì, avremo 3 Amilcar degli anni 20, fine anni 20, abbiamo delle OM e delle 1750 Alfa Romeo, quindi sono già autovetture che sono già praticamente confermate l'iscrizione. E poi scusami, e poi a corollario dell'evento noi facciamo quest'anno anche un raduno di auto supercar, e ti posso dire già che abbiamo 19 Ferrari presenti e iscritte, Ferrari moderne, però non Ferrari storiche, anche se poi dopo nell'organizzazione della Mitel European Race proprio speriamo di averne anche qualcuna che fa di quelle d'un tempo, certo. Beh, direi che questa è anche una novità, perché hai voluto aprire anche dagli appassionati di autosportive per fare questo binomio tra dei gioielli di un tempo e quelli che sono attuali, anche se chiaramente cambia tutto. Hai parlato prima di 160 cavalli per quella che poteva essere la Bugatti, che al tempo erano veramente moltissime. Adesso chiaramente i parametri sono totalmente diversi, però è chiaro, le auto di un tempo, il fascino è tutta un'altra cosa. Beh, comunque ti dico, la Bugatti T51 con tutti i suoi 160 cavalli faceva oltre 200 km all'ora, per cui non era assolutamente ferma, ecco. No, assolutamente, anzi diciamo che ci voleva anche molto coraggio per poter andare a quelle velocità, perché come ti dicevo ci sono anche problemi di freni, di cambio, di
tutta una serie di situazioni non da poco, ecco. Ecco, il tuo evento chiaramente è anche una cartolina, cioè viene data visibilità al territorio perché, lo ricordiamo, poi le immagini girano anche al di fuori ovviamente della nostra regione, immagini, fotografie nelle riviste e viene mostrato il nostro Friuli Venezia Giulia. Questi eventi sportivi, motoristici servono anche a questo. Ma guarda, il nostro progetto è partito proprio da questo, dalla valorizzazione del Friuli Venezia Giulia e della città di Trieste, perché io naturalmente sono triestino anche se con origini friulane, però il nostro fondamento è il nostro è un progetto di marketing territoriale che poi dopo si sposa con la sportività di un evento di regolarità super classica che è il top che può essere a livello nazionale. Chiaramente non possiamo paragonarci alla Mille Miglia, però chiaramente diciamo che l'obiettivo nostro è quello di fare un evento, diciamo che un evento mitteleuropeo nella nostra zona paragonabile alla Mille Miglia. Tu hai parlato di Mille Miglia, Maurizio, ti interrompo. Mille Miglia mi sembra che qualche soddisfazione come partecipante te l'ha data in passato. Assolutamente sì, anzi io nel 2005 l'ho vinta. Sono arrivato primo assoluto con un Alfa Romeo 1500 SS compressore del 1928, una macchina che aveva proprio vinto la Mille Miglia nel 1928. E possiamo dire Mille Miglia è sicuramente l'evento motoristico classico legato al passato più prestigioso al mondo, non c'è dubbio. Guarda, è un evento. Io ti posso anche confermare che parteciperò anche quest'anno, proprio ieri sera ci hanno dato la comunicazione ufficiale, è un evento con 750 iscritti da tutto il mondo, vengono scelte soltanto le 375 macchine più esclusive, più rappresentative, con dei personaggi che sono veramente straordinari, ecco. Allora Maurizio, diamo informazioni agli appassionati di dove potranno trovare le vetture, soprattutto gli orari, e un po' di informazioni appunto per non mancare a questo grande evento della Mitteleuropean Race 2022. Tutte le informazioni le potrete trovare sicuramente sul nostro sito internet www.mitteleuropeanrace.it. Siamo in corso per quanto riguarda la definizione degli orari, non è ancora stabilito esattamente gli orari precisi, ma comunque tutto quanto troverete presso il nostro sito. Ringraziamo Maurizio, un po' con la tosse, chiaramente rimettiti perché c'è bisogno di te ovviamente nella fase organizzativa della Mitteleuropean Race. Grazie, ovviamente un buon lavoro per le preparazioni delle prossime settimane. Grazie Marco, grazie Telefriuli.